Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio parlarvi di come possiamo migliorare lo stato vibratorio e ovviamente di salute vibrazionale del nostro organismo e del nostro complesso psicofisico. Prima però di addentrarmi in questo approfondimento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietta Veneziano. Per fare questo tipo di lavoro abbiamo necessità di una scala di misurazione che può essere il quadrante Bovis, se per noi ha un senso, ma può essere anche un quadrante di percentuali, dunque uno dei classici ventagli, quadranti a ventaglio per appunto le misurazioni, ma anche una semplice scala numerica da -10 a +10, per esempio. Purché sia valido per noi o comunque coerente per noi il dato che noi rileveremo. Cosa possiamo fare con questo quadrante? Ad esempio, se abbiamo dolore in qualche zona del corpo, se abbiamo una qualche infiammazione oppure una qualsiasi eh, patologia, ma io vi ripeto che comunque la radiestesia deve essere sempre di supporto alla terapia medica, mai sostitutiva, non si scherza con la salute, dunque è chiaro che vi invito a fare un lavoro su voi stessi, ma anche a farlo accompagnati da i giusti dottori e coloro che vi possono appunto seguire anche da un punto di vista più scientifico e più pragmatico, perché non sempre il lavoro energetico poi può essere l'unica risposta, abbiamo bisogno anche di una controparte fisica, a volte dobbiamo andare incontro ai nostri risultati, altrimenti difficilmente riusciremo a concretizzarli, perché non siamo composti di solo spirito, non siamo composti di sole vibrazioni, c'è una componente fisica, dunque è importante questo, che sia un concetto molto chiaro e ben solido dentro di noi. Allora, tornando comunque al lavoro energetico, ovviamente noi ci possiamo connettere con l'aiuto delle nostre guide, perché sono loro che contribuiscono con noi e ovviamente interagiamo col nostro sistema di credenze, dunque chiamiamo le guide, chiamiamo gli angeli, chiamiamo i- quelli che, insomma, Dio, lo spirito, la fonte, il creatore, il nostro sé superiore, insomma, dipenderà da noi, anche entità o perfino intelligenze divine, se conosciamo da questo punto di vista appunto nomi di angeli o altre cose del genere, altrimenti ci connettiamo molto semplicemente col nostro spirito, col nostro sé superiore e le nostre guide, delle quali anche se non conosciamo il nome sappiamo che sono sempre presenti, siamo certi della loro presenza. Dunque, molto brevemente ci colleghiamo con le nostre guide. Collegandoci con le nostre guide, la connessione è quasi istantanea, essendo loro sempre presenti, sempre intorno a noi. Poi prenderemo in analisi un organo in particolare. Intanto chiediamo sempre l'autorizzazione dai regni superiori di poter agire su una determinata area, un determinato progetto, diciamo anche così, perché è a volte possibile che per ragioni non facilmente comunicabili attraverso il pendolino potremmo non avere il permesso di agire in una certa direzione. Vi devo dire che finora il permesso io l'ho ricevuto sempre, dunque è raro, però può succedere, dunque era giusto avvisare. Dunque, nel momento in cui avremo chiesto se abbiamo il permesso di agire su noi stessi o su altre persone e abbiamo il via libera, allora chiediamo appunto la collaborazione delle nostre guide con le quali ci siamo già collegate. A questo punto, se abbiamo per esempio una parte dolorante, potremmo intanto misurare su questa scala che ho detto, purché sia coerente col nostro sistema di intendimento e di valori di misurazione, vediamo qual è lo stato attuale di salute di un dato organo.
Non solo controlliamo la radianza di questo organo, che come ho spiegato non è necessariamente detto che il nostro organo vibri a 9000 bovis e tutti gli organi interni, cioè il nostro organismo vibri a 9000 bovis e poi tutti i nostri organi interni o le nostre componenti corporee siano tutte a 9000 bovis. Mettiamo il caso di un fegato ingrossato, no? E proviamo a misurare quanti bovis ha. È possibile che lo troveremo afflitto, se già è motivo di sofferenza e ci dona delle difficoltà, sicuramente la sua radianza non sarà ai livelli ottimali. Dunque ci prendiamo nota di quanto è la radianza di partenza. A quel punto potremmo agire chiedendo che vengano rilasciate le emozioni tossiche dall'interno del nostro organo e che queste emozioni tossiche rilasciate vengano neutralizzate. Generalmente è un moto antiorario, ma se avete dubbio su quale moto imprimere al vostro pendolino, lasciate che vada da solo, vi scoprirete con sorpresa che fa da sé e va esattamente nella direzione che deve avere. Una volta che abbiamo neutralizzato queste energie diventano disponibili, sono neutre, perché non usarle nel modo migliore? Dunque le utilizziamo, chiediamo proprio alle nostre guide che queste energie neutralizzate vengano ottimizzate per la salute del nostro organo, in quello che stiamo appunto esaminando e su cui stiamo lavorando, nel nostro esempio il fegato. Dunque chiediamo alle nostre guide che queste energie neutralizzate vengano portate ai livelli di salute e guarigione per il nostro fegato. Moto orario, lo vedrete da soli, andrà da solo il pendolino, però possiamo dargli un input noi di partenza. Quali sono le altre cose su cui dobbiamo ragionare? Abbiamo visto, comunque sentito, se siamo un po' attenti a tutte quelle che sono le informazioni che ci provengono dalla medicina olistica, sappiamo quali sono anche le altre cose su cui possiamo lavorare radiestesicamente, ad esempio eventuali miasmi, vale a dire componenti energetiche che riceviamo dagli antenati, perché magari a livello di storia di famiglia abbiamo problematiche al fegato, dunque chiediamo appunto che vengano eliminati i miasmi di origine genetica o ereditaria. Il pendolo andrà in antiorario. A quel punto ovviamente disorganizziamo le frequenze, non solo le eliminiamo, ma disorganizziamo le frequenze così che non tornino, perché altrimenti se solo eliminiamo ma non rimuoviamo, non ripuliamo la storia del nostro albero genealogico, l'effetto sarà pressoché temporaneo. Noi invece andiamo a disorganizzare queste frequenze e chiediamo che vengano riorganizzate in modo che questo tipo di manifestazioni non si presentino più, ok? Che vengano completamente ripulite e sanate. E qui il pendolino andrà in orario. Bene, dobbiamo fare tutti i vari passaggi. A questo punto ci siamo inoltrati appunto anche nella faccenda di ereditarietà, ok? Ma c'è anche un altro discorso che è collegato alla genetica. Un conto è l'ereditarietà di tipo diciamo astrologico o appunto astrogenealogico e un conto è l'ereditarietà fisica. Dunque anche qui andremo a rilasciare a chiedere di disattivare i geni della genetica del corpo, i geni che sono negativi e che infliggono negativamente e inficiano negativamente la salute di questo organo. Se ci sono, il pendolino andrà in antiorario. Possiamo anche chiedere se effettivamente esistono attraverso appunto i quadranti di ricerca o in che percentuale esistono e quanti sono i geni che vanno appunto disattivati. Se ci sono, chiediamo che vengano disattivati completamente, però ovviamente non devono creare problematiche al resto dell'organismo, bisogna chiedere che siano effettivamente in un'ottica complessiva negativi per noi e se ci sono appunto che vengano disattivati. Di controparte, perché sappiamo che dobbiamo lavorare per equilibrio, e dunque dove togliamo mettiamo, altrimenti resta un vuoto, chiediamo appunto che vengano attivati quelli più utili per il nostro corpo e per in particolare il fegato, visto che stiamo lavorando su questo esempio. Anche qui vedremo che il pendolino va in orario. Allora,
Quali altre osservazioni possiamo fare? Il rilascio di emozioni represse. In genere il fegato, non è un caso che il fegato venga associato al coraggio e a tutte questo genere di manifestazioni. Per esempio, non hai il fegato, oppure beh, insomma, in sostanza il fegato è il centro del nostro coraggio, dunque anche lì possiamo rilasciare tutte le emozioni negative che affliggono il nostro fegato, rabbia, rancore, risentimento, vergogna e quant'altro. Dobbiamo sempre ricordarci che non basta rilasciarle, dobbiamo neutralizzarle, perché questo significa rendere quelle vibrazioni neutre, e dunque neutre sono ininfluenti, non danneggiano, non creano problemi o disturbi. Una volta che le avremo neutralizzate, cosa faremo di queste energie? Perché non usarle per il nostro bene? A questo punto chiediamo che queste energie rese neutre vengano trasformate in energie di guarigione, oppure in coraggio, eccetera, eccetera. Cioè diamo al nostro organismo, e in particolare all'area che stiamo trattando, ciò che le occorre, ciò che le serve. Un'altra cosa che dobbiamo verificare è quanto spirito della vita c'è in quella parte che è dolorante o che ha delle problematiche. Magari scopriremo che lo spirito della vita si è ritirato parzialmente da quella parte, dunque lo inviteremo a tornare. Ok? Anche qui moto orario, invitiamo lo spirito della vita a tornare nell'area. Abbiamo appunto rilasciato emozioni negative, corretto quello che sono eventuali ereditarietà, sia da un punto di vista genealogico, sia da un punto di vista genetico, abbiamo riportato lo spirito della vita. Insomma, a questo punto siamo già a buon punto, possiamo per esempio controllare lo stato di vitalità e di salute che adesso ha l'organo su cui stiamo lavorando, e vedere appunto se siamo a buon punto. Un'altra cosa che si può fare, per esempio, è armonizzare quest'organo con il resto del corpo, vale a dire non solo con il resto del corpo, ma con il progetto divino del nostro corpo. E anche qui senso orario. Come vedete è possibile lavorare moltissimo sul nostro corpo, possiamo per esempio rimuovere anche i sistemi mentali o il meccanicismo di certi sistemi che vanno ad affliggere quell'area in particolare, perché comunque la metamedicina ci insegna che determinati traumi, determinati pensieri entrano in risonanza vibratoria con alcune parti del nostro organismo e dunque vanno a attaccare quelle parti e magari a indebolirle. Dunque se c'è magari non ne siamo consapevoli, non sappiamo quali sono questi modelli di pensiero, quali sono queste cose che ci affliggono, chiediamo alle nostre guide, perché loro di là lo vedono e lo sanno, e chiediamo appunto che rimuovano non solo questi modelli di pensiero, ma anche l'automatismo che li innesca. Un'altra cosa importante quando lavoriamo sui sentimenti, ricordiamoci di neutralizzare e di impedire che si rinnovino e che si rigenerino anche gli spiriti dei sentimenti, perché non c'è soltanto il sentimento, ma anche lo spirito del sentimento. Se noi rimuoviamo il sentimento ma non lo spirito di un determinato sentimento negativo, quel sentimento negativo ritorna. Dunque noi dobbiamo rilasciare, essere certi di rilasciare tutto. Se ritroviamo anche l'eventualità che ci siano degli archetipi che ad esempio l'archetipo della vittima, ovviamente, o di quelle che per esempio le vittime generalmente mancano di coraggio perché non hanno il coraggio di reagire e continuano a subire, dunque è possibile anche che in questo senso possano avere una predisposizione maggiore verso certe cose. Nel caso del fegato abbiamo detto che appunto il coraggio è strettamente collegato col fegato. Dunque noi possiamo lavorare su tutti questi punti e poi controllare la nostra vibrazione. Bene, io vi ho dato alcuni spunti su cui potete lavorare, ovviamente potete
farlo su tutte le aree del corpo e mi raccomando, alla fine ricordatevi di armonizzare tutti i sistemi corporei fra loro, di armonizzarsi con tutto l'organismo, con ogni cellula dell'organismo, col nostro DNA e quant'altro, con la nostra mente, i nostri tre corpi. Dunque cerchiamo di lavorare sull'allineamento di tutto il nostro apparato, non solo fisico ma anche mentale e spirituale. E direi che ho detto tutto, credo, anche se avevo un pensiero e mi sembra che mi sfugga qualcosa. Bene, vi ringrazio allora per l'attenzione che avete prestato fino a questo punto, non è poca cosa, però spero di avervi dato degli strumenti importanti. E nella prossima condivisione invece parleremo della guarigione degli organi genitali, importantissimo. Hanno un trattamento diverso perché sono molto più importanti di quello che si possa sospettare, e poi perché appunto entrano a contatto con altre, cioè, a differenza di organi interni del corpo che non entrano mai in contatto diretto con altri corpi, i nostri apparati genitali sì. Dunque avvengono degli scambi importanti che possono essere fonte di problematiche. Ad ogni modo ne parliamo alla prossima condivisione. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi abbraccio calorosamente. A presto.